record per il Carnevale 2019, migliaia di presenze tra laguna e terraferma, bene la gestione dei flussi turistici, arresti e denunce da parte della polizia locale. L'osservatorio di Confcommercio lancia l'allarme in laguna, 200 hotel in più in 10 anni mentre chiudono i piccoli negozi. Un 24enne iesolano è stato arrestato per la terza volta in pochi mesi dopo aver tentato di rubare in una struttura alberghiera del Lido. Autonomia, nuovo vertice a Roma tra i governatori Zaia, Fontana e il ministro Stefani, si va avanti, il commento del presidente Veneto che ha anche incrociato il governatore della Campania. Continua a far discutere la riforma della legittima difesa, dopo l'approvazione alla Camera arriva un primo giudizio positivo dal sindacato di polizia COISP di Venezia. Trascinò un'anziana per rapinarla a distanza di anni, un 39enne è stato arrestato dai carabinieri di Mirano. Il canale delle Rotte si sta interrando e nell'Osellino non entra più nessuno, grosse quantità di ostriche ostruiscono alcuni archi sotto il ponte, in arrivo 8 milioni dall'Europa per liberarli. Buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3 Venezia. Partiamo, lo avete sentito, dal bilancio del Carnevale, perché a 2 giorni dalla fine dei festeggiamenti l'assessore al turismo ha tracciato il bilancio di questa edizione che ha visto davvero grandi numeri e ora si pensa al contributo d'accesso. Parliamo di più di 45.000 persone alle sfilate dei carri fra Lido, Marghera, Campalto, Zelarino. Parliamo delle tantissime persone che hanno affollato Piazza Ferretto durante tutto il Mestre Carnival Street Show. Parliamo di tutto quello che è avvenuto a Venezia. Parliamo più di 500.000 di persone che hanno fruito dei nostri eventi organizzati per Carnevale. Parliamo di un indotto stimato di 65 milioni di euro rispetto ai 210 che fanno i carnevali italiani, quindi Venezia si attesta a 1/3 dell'indotto nazionale per quanto riguarda il carnevale. Parliamo di buone presenze negli alberghi, ottime nel weekend, un po' di più fatica durante la settimana. Il Carnevale 2019, tema tutta colpa della Luna, ha colpito nel segno. 17 giorni di festa con grandi numeri, grandi eventi tra centro storico e terraferma e un'ottima gestione dei flussi turistici. Ci eravamo presi un impegno, avevamo fatto delle promesse, credo che siano state ampiamente mantenute grazie al lavoro di tutti. Le forze in campo sono state tante. I flussi sono stati gestiti bene, era la prima volta di varchi in piazza San Marco per il massimo di 23.000 persone che potevano accedere in piazza durante i voli. Canareggio, la festa veneziana molto bene sia la sera che il giorno dopo per la Pantegana. La sperimentazione prosegue ed è andata bene. Si lavora a regime per dare il via alla sperimentazione del contributo d'accesso su cui Venezia farà scuola. Una sperimentazione di 7 mesi perché chiaramente pensare di fare una cosa del genere in una città non è così semplice e quindi con umiltà, con tutte le esclusioni del caso e le esenzioni, ci approcciamo al contributo d'accesso. È chiaro che non sarà un lavoro semplice, che richiederà anche qui l'impegno di tutti, però man mano le sfide che si affrontano si centrano anche. Quando si comincia? 1° maggio, ci proviamo. I grandi numeri si sono registrati anche dal punto di vista dei controlli, con arresti, denunce, multe da parte della polizia locale di Venezia.
Per quanto riguarda le attività di polizia locale e di protezione civile, parliamo di un monte ore di circa 11.000 ore impegnate da parte degli operatori di polizia e altre 3.000 circa da quelli di protezione civile, quindi un grazie anche a tutti questi uomini che si sono visti insomma impegnati nei nostri luoghi per garantire la sicurezza di questo evento. Non si sono risparmiate le forze di polizia in questi giorni di carnevale per garantire la sicurezza e soprattutto il rispetto delle regole in città. Sono diversi verbali che sono stati fatti, circa 23, quelli per violazioni amministrative, quindi di vario genere, a pubblica decenza, a persone che sono state pizzicate a urinare sui muri in maniera veramente indecente. Ci sono stati 2 arresti per borseggio e via. Diverse sono state appunto le violazioni che hanno riguardato l'evento, ma nulla di così importante da farci preoccupare, cose che stanno nella logica dei numeri, vista anche l'amore che era presente durante le manifestazioni. Intensa l'attività da parte degli agenti della municipale che durante i 17 giorni di carnevale si sono scontrati per l'ennesima volta con turisti che tra atti osceni, l'ultimo sotto il ponte di Calatrava e l'uso di calli e palazzi come una latrina a cielo aperto si sono scatenati, nonostante le numerose iniziative messe in campo dall'amministrazione per proteggere la città. In questi casi però non sono rimasti impuniti. Ai 2 che hanno urinato sulla Basilica è arrivata una multa da 3.333 euro a testa. Avevamo detto che non avremmo fatto sconto a nessuno e non abbiamo intenzione di farne, perché bisogna avere rispetto dei luoghi e in particolare di questa città che è importantissima, una città mondiale e per la quale tutti quanti dovrebbero favorire che ci sia la giusta civiltà per un vivere civile. Cambiamo tema, ma continuiamo a parlare di tutela della laguna, perché secondo l'osservatorio di Confcommercio sono stati aperti negli ultimi 10 anni 200 nuovi hotel. Mentre aumentano a dismisura i posti letto delle strutture ricettive sempre più spesso in centro storico a Venezia, spengono le loro insegne e abbassano le serrande i negozi di vicinato. Fanno discutere in città i dati presentati su scala nazionale dall'osservatorio di Confcommercio e tra Cagli e Campielli si apre il dibattito. Lo studio lancia un accorato grido d'allarme e sottolinea la necessità di invertire la tendenza su questo fenomeno che rende le città impoverite di professionalità. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa però invita a guardare il bicchiere mezzo pieno e gli effetti positivi sull'impatto economico della città. L'aumento dei posti letto a Venezia è dovuto soprattutto ad appartamenti e ricettività extra-alberghiera. Gli alberghi in realtà sono stati numerosi, i nuovi alberghi, però il numero dei posti letto non è cresciuto a dismisura a causa loro. Teniamo presente poi che gli alberghi sono quelli che danno i posti di lavoro più qualificati, sono quelli che danno il maggiore valore aggiunto alla città. Stiamo parlando di un'economia alberghiera che vale circa 1,5 miliardi di euro. Nella nostra città, secondo i dati riportati dalla ricerca, negli ultimi 10 anni, dal 2008 al 31 dicembre 2018, attività di ristorazione e strutture ricettive sono incrementate di 200 unità, passando da 1146 a 1346. Il boom è soprattutto sul ramo alberghiero. Dalle 387 strutture del 2008 si è passati a 549. Non è dissimile la situazione fuori dal centro, dove si è passati da 1217 strutture a 1383. Io non punterei il dito tanto contro la crescita degli hotel quanto contro l'apertura di nuovi appartamenti che consente invece un'affittanza indiscriminata. Il confronto tra favorevoli e contrari è aperto, entrambi con un unico obiettivo: tornare a far vivere Venezia. Ritorniamo sul caso di Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne veneto rimasto ferito e quindi paralizzato dopo uno sparo a Roma. È tornato oggi in piscina, un ritorno emozionante quello di Manuel, che è testimoniato in questo videomessaggio. Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi, un'emozione bellissima ed oggi inizia la mia riabilitazione qui in acqua. Un saluto a tutti e ci vediamo presto.
Così dunque Manuel Bortuzzo. Ora apriamo la pagina legata alla riforma sulla legittima difesa, continua a far discutere. Dopo l'approvazione alla Camera arriva un primo giudizio positivo dal sindacato di polizia COISP di Venezia. Riteniamo che sia giusto che finalmente chi è vittima non si trovi poi schiacciato negli ingranaggi della legge e debba subire per anni e anni processi lunghissimi con rischi anche di risarcimento dei danni e quindi passare da vittima a carnefice. Accompagnato da un vivace dibattito in tutto il Paese, il percorso parlamentare di riforma della legittima difesa è seguito con attenzione anche dal sindacato di polizia COISP di Venezia. Per una valutazione completa bisognerà attendere l'approvazione definitiva del testo che dopo la Camera passa al vaglio del Senato, ma il parere è già favorevole per quanto riguarda l'impianto generale. Nessun pericolo far west, dicono al COISP di Venezia. Le modalità di rilascio del porto d'armi non sono cambiate. Vengono rilasciati i porti d'armi solo ed esclusivamente per comprovate esigenze di sicurezza e quindi noi non temiamo che ci sia un'escalation di armi né tantomeno pensiamo che le persone si possano fare giustizia da sole, perché ricordiamo che puntare un'arma contro una persona è un gesto forte, difficile e che se qualcuno arriva a farlo perché sa che in quel momento la sua vita è in serio pericolo. Ciò non toglie che le forze dell'ordine, le vere titolari nel mantenimento della sicurezza, necessitano di un potenziamento che, denuncia l'IPARI, è richiesto da tempo. Da anni lottiamo perché l'amministrazione potenzi i 2 commissariati di terraferma di Mestre e Marghera che hanno organici molto ridotti e questo fa sì che non si possa offrire un servizio degno di questo nome alla popolazione e quindi tutte quelle garanzie necessarie a una convivenza sociale, civile e serena. E sulla riforma della legge sulla legittima difesa abbiamo chiesto anche l'opinione dei cittadini di Mestre. Dall'esperienza di chi ha vissuto una rapina nella propria abitazione arriva un sì piuttosto deciso al decreto sicurezza, ma più in generale a Mestre l'argomento fa molto discutere, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista pratico. C'era anche prima, non è una cosa nuova. E dice che non è cambiato granché? Direi di no, insomma. Direi che è giusto che uno a casa sua è libero di difendersi, però non è giusto che spari a quello che sta scappando, insomma non si può uccidere una persona per una cosa, sì, un furto, capisco un furto, però per quello non si può uccidere una persona. Se entra in casa e minaccia la famiglia il discorso cambia. Da una parte favorevole perché credo che nelle proprie case, nelle proprie attività si debba essere un po' più sicuri di se stessi. Sono un po' contrario a chi dice adesso compratevi un'arma. Ecco. Lei non lo farebbe? Assolutamente no, anche perché con un bambino in casa insomma, è difficile comprarsi una pistola, un fucile o quant'altro, però ecco, sapere di poter agire per proprio conto in casa propria credo sia corretto. Io a casa mia devo difendermi, se no non è casa mia, è casa di tutti possono entrare e fare quello che vogliono. Io ho paura che qualcuno entri in casa e ha preso contromisure? No, non ho preso contromisure, ma se arriva a casa lo aspetto. Cosa gli fa? Cosa gli fa? Quello che capita, vediamo cosa riesco a fare. Però bisogna trovarsi in quei momenti e trovarsi in quelle situazioni per vedere cosa uno riesce a fare per difendere la propria famiglia. Il decreto sicurezza è la brutta fotocopia del decreto che aveva fatto il PD qualche anno fa, non cambia le regole del gioco e chi usa l'arma e ferisce qualcuno anche se è ripinato in casa subisce gli stessi processi e le stesse conseguenze che ci sono adesso. Bisognerebbe cambiarlo radicalmente. Certo ci voleva qualcosa un po' di più, non so quanto abbiano fatto in più. Bisognerà vedere anche in futuro rispetto... È libero arbitrio dopo, è sempre il solito discorso, è come viene gestita la legge praticamente. Ah sì, sono d'accordo, solo che poi con la legge italiana purtroppo siamo sempre... Comunque pensa che è giusto difendersi in casa propria? Sì, io sì, sono d'accordo, d'accordissimo anzi. E personalmente acquisterebbe un'arma? Io no. Ma magari potrei usare qualcos'altro, perché una pistola. No, io non acquisterei mai una pistola. Veniamo alla cronaca, finisce in manette per la terza volta in pochi mesi un 24enne sorpreso a rubare in un albergo di Jesolo.
E al terzo arresto in pochi mesi, sempre per lo stesso motivo, tentato furto. Protagonista un 24enne di Jesolo senza fissa dimora. Questa volta probabilmente si era nascosto in un hotel entrando confuso nel via vai di operai. La notte le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso rovistare tra i mobili della zona reception armato di un cacciavite e di un paio di forbici. Fermato dalla guardia giurata, è stato arrestato dalla polizia che ha appurato come fosse già stato fermato la notte dello scorso Natale per un tentativo di furto all'hotel Bellariva e il 19 febbraio per un altro tentativo di furto presso il chiosco Capannina Beach. Trascinò un'anziana per rapinarla a distanza di anni, un 39enne è stato arrestato. Aveva agganciato un'anziana 74enne per scipparle la borsetta, trascinandola per una decina di metri mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. Ora per un 39enne è scattato l'ordine di carcerazione per il reato di rapina aggravata, provvedimento eseguito dai carabinieri di Mirano. I fatti risalgono al dicembre 2015. Il rapinatore, già con precedenti penali, era entrato in azione in via Galileia a Mirano e la donna era rimasta leggermente ferita in seguito all'aggressione. Il 39enne era stato bloccato poco dopo dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato. Il processo è proseguito e ora è arrivata la condanna definitiva. Quasi 2 anni e mezzo di reclusione più 800 euro di multa. Per l'uomo, dopo la completa identificazione e le comunicazioni di rito, è seguito nuovamente l'accompagnamento nel carcere di Santa Maria Maggiore. Ci fermiamo per qualche istante, ritorniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia, leggiamo insieme una notizia battuta poco fa dalle agenzie, la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 28 febbraio sulla realizzazione del deposito costiero di GPL in Val d'Ario a Chioggia si riferisce solo all'opera infrastrutturale ma non autorizza l'avvio di alcuna attività che prevede il traffico di navi gasiere all'interno della laguna di Venezia e la commercializzazione di materiali petroliferi. La precisazione è arrivata attraverso una nota del Ministero dello Sviluppo Economico e quindi vedremo quali conseguenze naturalmente porterà questa precisazione. Parliamo ora di autonomia perché a Roma c'è stato un nuovo vertice tra i governatori Zaia e Fontana e il ministro Stefani. Si va avanti, dice il presidente del Veneto, che ha anche incrociato il suo collega della Campania Vincenzo De Luca, da settimane all'attacco sulla cosiddetta secessione dei ricchi, ma tra i due ci sono stati sorrisi. Sentiamo le parole del governatore all'uscita da questo incontro. Lo abbiamo anche incontrato prima simpaticamente il collega De Luca, non è questa la preoccupazione, questo rischia di essere un alibi per chi comunque non vuole affrontare il cambiamento, ma la modernità va verso guarda ai paesi federali con l'autonomia, il centralismo invece vuol dire essere conservatori, ma so che De Luca capisce questi temi. Io penso che ci possono essere due vie, o si presenta una preintesa in Parlamento e si raccolgono tutte le osservazioni, dopodiché quelle che sono accoglibili diventano parte integrante dell'intesa finale, che poi firmeremo e verrà approvata con un sì o con un no dal Parlamento, oppure anche è un'altra via che è quella di definire un perimetro di indicazioni generali da seguire, quindi il Parlamento potrebbe dare la cornice all'interno della quale poi l'intesa deve essere scritta, ma l'intesa c'è già. Ma pensare che poi la bozza finale sia emendabile vuol dire far fare il contratto a un terzo e i contraenti del contratto dovrebbero firmare un testo fatto da altri. La trovo abbastanza atipica e irrituale questa condizione. Parliamo ora di qualità dell'aria. L'ARPA aveva comunicato che nonostante la centralina di riferimento di Bissuola negli ultimi 4 giorni abbia registrato il superamento dei 50 microgrammi per metro cubo, non verrà attivato il livello di successivo a quello in vigore da martedì scorso, il livello di allerta. Le condizioni meteo previste per il 7 e l'8 marzo risultano favorevoli alla dispersione degli inquinanti. L'agglomerato di Venezia, che era in livello verde, manterrà quindi lo stesso livello. Si ricorda nello specifico che il livello 0 verde stabilisce il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 per tutti i ciclomotori e motocicli Euro 0 due tempi, per le autovetture a uso proprio a benzina Euro 0 Euro 1 e le diesel 0, 1, 2, 3 per i veicoli commerciali diesel 0, 1, 2, 3, oltre a limitazioni naturalmente all'utilizzo degli impianti termici, al riscaldamento dei locali e alle combustioni all'aperto.
Interramento e mancato ricambio d'acqua in laguna. Dall'Europa potrebbero presto arrivare 8 milioni di euro per liberare 22 archi del Ponte della Libertà. Il canale delle rotte si sta interrando e nell'Osellino non entra più nessuno. Grosse quantità di ostriche ostruiscono alcuni archi sotto il Ponte della Libertà. Perdita di fondale anche al canale di San Secondo. Interramento e ricambio delle acque a San Giuliano, dove la secca eccezionale della settimana scorsa faceva segnare appena 20 centimetri d'acqua, rappresentano problemi da risolvere il prima possibile. Quello che è stato fatto è utile, però insufficiente, bisogna scavare più archi e collegarli con delle scommessere al canale Vittorio Emanuele, al canale di Campalto e al canale di Tessera, in modo che la marea stessa, il vento di Gora, pulisca questa zona di San Giuliano. Questo è già stato inserito nel progetto che abbiamo presentato alla Comunale Europea, che ha già superato la prima fase, e a maggio-giugno avremo i risultati se siamo ammessi o no al finanziamento di 8 milioni che ci permetterebbe di liberare 22 varchi dei primi 500 metri del ponte. Il progetto del provveditorato interregionale alle opere pubbliche, sostenuto tra gli altri dal Comune, si chiama Life Retide. Alcuni lavori di scavo degli archi sono stati già realizzati dal provveditorato, dalle Ferrovie dello Stato, interventi ai quali se ne devono però aggiungere altri prima che sparisca il fondale. E ora torniamo sulla gara di solidarietà per il piccolo Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta che necessita di un costoso intervento. Cresce l'ammontare delle donazioni, ma serve ancora l'aiuto di tutti. La campagna a sostegno del piccolo Giovanni, affetto da una malattia rarissima che impedisce la crescita della sua gamba destra, è anche sui nostri siti internet. L'intervento chirurgico grazie al quale il nostro Gio potrà stare meglio e camminare, giocare come i suoi coetanei, è possibile solo in uno dei pochi centri specializzati al mondo, negli Stati Uniti, ma è molto costoso. Servono circa 400.000 euro. Il gruppo Media Nord-Est, con tutte le sue emittenti, sostiene e promuove la campagna di raccolta fondi per aiutare il piccolo Giovanni e la sua famiglia. Oggi siamo a quota 162.000 euro e per le donazioni trovate l'IBAN del conto corrente intestato a Erika Molinarolo, la mamma coraggio del piccolo Joe, nei nostri siti. Nella grafica potete vedere le coordinate bancarie e la causale dovrà essere "Diamo il meglio a Giovanni". Dei telespettatori ci hanno segnalato che alcuni bonifici sono tornati indietro. Vi chiediamo di verificare bene l'IBAN da utilizzare consultando proprio la finestra dedicata alla campagna per Joe presente nei nostri siti internet. E allora ve lo ripeto anch'io, tutte le coordinate lo avete sentito nei nostri siti internet. Un weekend speciale per la programmazione di Antenna 3, sabato sera alle 21:15 proporremo per intero la sfida che è valsa la vittoria di Coppa Italia al Treviso Basket, poi a grande richiesta e considerato il successo della diretta di Antenna 3 da Conegliano, domenica sera dalle 21:15 trasmetteremo nuovamente la sfilata dei carri mascherati di Carnevale, dei Carnevali di Marca. Questa sera invece a 20:10, subito dopo i telegiornali, ci sarà ospite il rappresentante del Partito Democratico Alessandro Naccarato. È tutto per questa edizione, a me non rimane che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo in prevalenza buono sul Triveneto, ma permane una certa instabilità su alcuni settori. Vediamo in quali. Sul Veneto tornerà ad essere per lo più soleggiato ovunque, il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Più nubi, specie dal pomeriggio sul Bellunese, dove sarà anche possibile qualche debole piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime primaverili tra 11 e 18 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalgono condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo per una maggiore nuvolosità sui settori alpini, dove non si esclude anche qualche precipitazione, ma in esaurimento col passare delle ore. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti invece tra 13 e 15 gradi.
Gettiamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Saranno possibili locali foschie mattutine sulle vallate meridionali, ma in rapido dissolvimento. Più soleggiato invece sui restanti settori, ma con qualche nevicata sui confini alpini, tuttavia a quote medio-alte. Temperature minime sui 6 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 13 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.